morto, tendi le braccia allo specchio, ti muovi a stento e con sguardo severo. La mia storia è iniziata 16 anni fa, quando in età adolescenziale fui costretta ad andare in collegio, in quanto era mancato mio padre e mia madre aveva dovuto riprendere il lavoro. In quegli anni la mia forma fisica cambiò, nel senso che mi ritrovai ad aumentare 10 kg proprio perché l'alimentazione era diversa e iniziavo a non vedermi. E quindi a contatto con altre ragazze mi suggerirono l'idea di provare a vomitare per perdere peso. Da lì iniziò un calvario che durò 16 anni appunto, in cui mi trovai in un vortice dal quale non riuscivo ad uscirne. Un vortice che in età così piccola non riesci a capire, nel senso che è come se ci fosse una parte di te che annienta la tua parte sana, la tua personalità e quindi ti annulli. La tua vita diventa senza sapore, ma senza sapore in tutti i sensi. Quando entri nella spirale dell'anoressia non sei solo anoressica nel corpo, sei anoressica nella mente e nell'anima, perché rifiuti qualsiasi forma di affetto, di emozione, di esperienza che possa andare a toccare quella che è la tua anima. Quei violini suonati dal vento, l'ultimo bacio, mia dolce bambina, brucia. Fu così che la mia famiglia si rese conto di questo problema e iniziò subito a portarmi da degli specialisti. Inizialmente feci un ricovero in una struttura specializzata, ma durò poco il benessere, in quanto la mia vita poi è stata tutto un susseguirsi di ricoveri in diverse strutture, fortunatamente sovvenzionate dalla ASL, e a cui però dopo un'iniziale ripresa psicofisica si susseguiva una ricaduta quasi imminente, per cui mi ritrovavo sempre al punto di partenza. Il supporto psicologico, il supporto medico è stato fondamentale nel mio caso, nel senso che doveva scattarmi, e lo sostengo tuttora, una molla che mi facesse cambiare l'idea che avevo della vita, non solo del corpo e del cibo, perché l'anoressia non è solo una malattia legata al rapporto con il cibo. Quello diventa un movente per far scaturire tutta una serie di comportamenti che vanno poi a toccare tutte le sfere della vita. Per cui dovevo decidere che era venuto il momento di provare a vivere diversamente, di provare a sentire, di provare a emozionarmi, di provare dolore, di accoglierlo, di rielaborare quelle che erano state le ferite fino ad allora provate, soprattutto dopo la morte di mio padre, quando avevo 4 anni. E fu così che dopo l'ultimo ricovero, in cui sono stata in fin di vita, pesavo 31 kg, dopo l'esperienza traumatica del sondino, dopo una perdita totale di quella che era la mia persona, nel senso che non riuscivo più a capire che cosa dovevo fare, qual era la strada per uscirne. Mi sono affidata. Ho fatto ovviamente un ulteriore ricovero per ripristinare le condizioni fisiche, un ricovero durato 6 mesi, e dopodiché ho deciso che era venuto il momento di provare a vivere, di buttarmi, di riprendere gli studi. Attualmente mi sto specializzando per la seconda laurea e
mi sono buttata nella vita, ho voluto fare delle esperienze che fino a quel momento non avevo mai fatto. Io non mi ero mai divertita, non ero mai uscita, ero stata troppo poco in discoteca, avevo perso tutti quegli anni dietro a una falsa amica, perché l'anoressia mi permetteva di non guardare dentro di me e di non essere a contatto con quelle che erano le mie paure, perché io avevo paura di vivere, avevo paura di non saperlo fare, e così l'anoressia mi serviva per ovattarmi in un mondo in cui non sentivo. È una malattia che tuttora, diciamo, è in gran parte al femminile, anche se devo dire che stamattina il primo paziente era un maschio, in questo momento abbiamo ricoverato un giovane uomo, ecco, tra l'altro anche con una situazione abbastanza grave, per cui diciamo che si stanno abbastanza allargando all'universo maschile. L'altro allargamento, diciamo, è al di là diciamo, della fascia adolescenziale, nel senso che molto spesso colpisce persone più giovani e molto spesso ultimamente abbiamo anche persone, diciamo, più grandi, quindi donne adulte. Ecco. Cosa sono questi disturbi? Vabbè, allora, l'anoressia, descrivendola in maniera piuttosto sintetica, è data da un atteggiamento per cui non accetto il mio peso corporeo per quello che deve essere, no? Quindi ho una impossibilità di accettarmi se non ho un peso estremamente basso. Accanto a questo c'è una paura morbosa, una paura che tra l'altro diventa sempre più importante, più pervasiva, di aumentare di peso anche se sono molto dimagrito. È come se man mano che perdo peso cominciassi a pensare che se anche riprendo solo un letto, da quel letto poi perderò il controllo e arriverò all'obesità. Un altro criterio che viene utilizzato è il fatto che nelle donne, ovviamente nelle ragazze che hanno già avuto la prima mestruazione, le mestruazioni scompaiono. Questa è una conseguenza del peso basso. È una conseguenza in realtà piuttosto grave, perché poi predispone a quelle che sono le conseguenze anche più gravi, che non sono diciamo, quelle che si possono immaginare, ma per esempio sono quelle che riguardano l'osteoporosi, quindi abbiamo delle persone di 30 anni che stanno allo settantenni. Ecco, per quanto riguarda invece la bulimia, apparentemente si tratta di un problema diverso, nel senso che le persone che soffrono di bulimia hanno invece una perdita di controllo con l'alimentazione, nel senso che mangiano anche grandi quantità di cibo. Ecco, ma non sono grandi quantità di cibo che mangio perché mi piace mangiare. Le mangio, e quando dico grandi quantità di cibo parlo di una media di 2000 calorie, arriviamo anche fino alle 10.000 calorie in alcuni casi, ecco. Quindi quello che io mangio in 5 giorni, insomma. E mentre faccio questa cosa ho la sensazione di non poterlo evitare, quindi si chiama compulsione, nel senso che ho la sensazione di non essere io a decidere questa cosa qua, mi tocca farla. Sono attaccato al frigorifero, sto facendo fuori tutto, odio quello che sto facendo ma non riesco a smettere. Dopo, chiaramente, dato che la bulimia comunque parte da un tentativo di dimagrire, anche se poi non è un mezzo per dimagrire, cioè non mi piace quello che ho fatto e quindi cerco un sistema per eliminare quello che ho mangiato. I sistemi più noti sono quello del vomito, dell'abuso dei lassativi.
che in realtà diciamo, non sono particolarmente efficaci, no? Dicevo prima che la bulimia non è un modo per controllare il peso, perché di norma le persone che soffrono di bulimia hanno un peso normale, quindi hanno lo stesso peso che una piccola poesia ci sarà, e forse esiste già al di là dell'orizzonte una poesia che per te vorrei. Allora, il Centro per i disturbi alimentari nasce circa 16 anni fa, quindi nel 1996. È stato il primo centro in regione e il secondo centro pubblico in Italia, quindi siamo abbastanza orgogliosi di questo. Ecco. Ed è nato perché il progetto di avvio è stato finanziato quella volta da un fondo per l'innovazione che era presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri. Quindi abbiamo avuto la fortuna, nel generale diciamo, contenimento delle spese, insomma, che già allora c'era, ecco, di avere un finanziamento piuttosto cospicuo che abbiamo cercato di spendere in gran parte in formazione. Nell'orizzonte una piccola poesia ci sarà. Dottoressa, state sperimentando una nuova tecnica, dove l'avete imparata e di quale tecnica si tratta? Si tratta della Cognitive Remediation Therapy, ovvero di un nuovo protocollo che è già stato sperimentato in Inghilterra e che stiamo attuando qui all'interno della sede del CDA di San Vito. Potremmo definirla una ginnastica mentale preparatoria alla psicoterapia che si sviluppa in 10 sessioni, all'interno delle quali sottoponiamo ai pazienti una serie di compiti che ci permettono di esplorare come il paziente pensa, che tipo di strategie utilizza per risolvere i problemi della vita quotidiana e di capire come le strategie che vengono attuate in ambulatorio possono essere poi trasferite nella vita di tutti i giorni. All'interno di queste sessioni, attraverso la somministrazione di questi compiti, noi aiutiamo il paziente a riflettere sulle proprie strategie di problem solving, a potenziarle quindi poi a migliorarle. E forse esiste già al di là dell'orizzonte una poesia anche per te, anche per te. Sono i danni che questi pazienti normalmente si portano dietro? Pazienti anoressiche normalmente hanno delle alterazioni sia dal punto di vista endocrinologico e in taluni casi anche dal punto di vista cardiocircolatorio. Ovviamente sono pazienti in uno stato in genere sempre di compromissione dello stato nutrizionale generale. Per cui il nostro compito, diciamo, soprattutto compito diciamo, dal punto di vista medico essenzialmente, è quello di valutare queste eventuali compromissioni sistemiche multiorganiche per poter poi appunto dare la taratura per quanto concerne il rischio medico di queste pazienti. Cosa diversa invece è nella paziente bulimica o nel paziente bulimico, in quanto in questo caso la compromissione principale è quella dell'apparato gastroenterico. Ovviamente il comportamento cosiddetto purgativo del paziente bulimico è come dire, classicamente il cosiddetto vomito autoindotto, che normalmente si verifica dopo una abbuffata da parte del paziente medesimo. Esistono peraltro degli altri comportamenti di tipo eliminativo purgativo che schematicamente sono rappresentati o dall'uso eccessivo e continuativo di lassativi o di diuretici. Ovviamente a seconda del tipo di comportamento di questi pazienti le compromissioni o comunque i danni dell'organismo possono essere differenti, nel senso che nel primo caso sono essenzialmente dei disturbi dell'apparato gastroenterico e segnatamente dell'esofago
dello stomaco e anche dei disturbi o dei danni a carico diciamo dei denti o del cavo orale, cioè delle lesioni odontostomatologiche, che possono anche, diciamo, nei casi più importanti e più gravi, comportare delle gravi ripercussioni, in particolar modo all'esofago e allo stomaco. Nel caso anche che ci fossero concomitanti dei disturbi di tipo eliminativo di altro genere, quindi l'utilizzo frequente e continuativo di lassativi può indurre anche dei problemi a carico del grosso intestino e anche dell'intestino tenue. Nel caso che ci siano anche l'utilizzo contemporaneo di diuretici, questi normalmente si ripercuotono fortemente soprattutto nelle alterazioni di alcuni elettroliti, in particolare il potassio, che è una delle possibili emergenze mediche quando il tasso del potassio è particolarmente basso, perché può ingenerare anche delle aritmie cardiache minacciose per la vita. Per il mondo si vorrebbe fermare con le sue tempeste. La dietista partecipa fino dall'inizio nell'approccio con i disturbi alimentari, i pazienti con disturbi alimentari, a definire il livello di cura a cui verrà sottoposto il paziente e di elaborare il programma terapeutico, che comprenderà anche ovviamente la parte di riabilitazione nutrizionale. L'intervento parte dalla valutazione del paziente, che è un'attività abbastanza complessa perché racchiude la valutazione antropometrica, stabilire qual è l'indice di massa corporea, e nei pazienti molto giovani anche il percentile, no, nella curva di crescita di appartenenza. Si fa una storia del peso per capire come è stato lo sviluppo precedente del peso, da quale situazione la paziente, parlo al femminile perché la maggioranza dei pazienti sono ragazze, la paziente si trovava, e la valutazione degli introiti. Per fare la valutazione degli introiti noi utilizziamo degli strumenti, ad esempio l'Atlante alimentare, dove mostriamo vari tipi di alimenti dell'alimentazione comune con l'indicazione delle diverse porzioni, per cui utilizzando anche questo supporto visivo noi riusciamo a capire quali possono essere gli introiti effettivi attuali della persona, sia di alimenti solidi che di liquidi. Molte volte le persone, quando noi le vediamo nel primo incontro, stanno mangiando molto poco, per cui la valutazione degli introiti attuali è anche abbastanza breve. Però noi cerchiamo anche di capire quali erano le abitudini alimentari precedenti all'evento morboso, in modo da capire quali erano le abitudini e dove possiamo cercare di ritornare poi per effetto del nostro intervento. Dopo aver visitato il centro disturbi alimentari di San Vito al Tagliamento, che prende in carico 300 persone in media all'anno affette da anoressia o bulimia, ci spostiamo nel vicino Veneto e andiamo a conoscere il centro disturbi del comportamento alimentare e del peso di Portogruaro, centro di riferimento per l'intera provincia di Venezia per la cura e la riabilitazione di questi disturbi. E centro, uno dei 3 di riferimento in ambito nazionale per il Ministero della Salute, che garantisce trattamenti ambulatoriali in struttura riabilitativa residenziale, semiresidenziale ed in un gruppo appartamento. Questo è un centro di riferimento della Regione Veneto, è stato aperto nel 1999 e accreditato come centro di riferimento nel 2001. Ha una lunga storia, è iniziato come un ambulatorio e adesso un po' alla volta è stato costruito una comunità, un gruppo appartamento, un ambulatorio multiprofessionale e un centro diurno. Noi abbiamo scelto un approccio di comunità nel vero senso della parola, per cui la maggior parte delle prestazioni sono erogate in regime non ospedaliero.
anzi il ricorso all'ospedalizzazione è rarissimo nella nostra esperienza. Noi seguiamo un percorso di cura articolato che va dall'ambulatorio per i casi diciamo meno gravi o che comunque riescono a migliorare con questo tipo di trattamento, e poi invece abbiamo questa comunità nella quale facciamo dei trattamenti anche molto intensivi senza però ricorrere al ricovero ospedaliero. If you think you've had too much of this life. L'iter è che viene fatto un primo colloquio di conoscenza e di accoglienza, dove ogni singolo utente conosce una micro-equipe fatta da uno psicoterapeuta, che può essere un medico o uno psicologo, e da un dietista e da un medico dietologo che poi la seguiranno per tutta la durata del trattamento. Dopodiché viene iniziato un trattamento progressivo e concordato, secondo una metodica che noi abbiamo strutturato in questi anni, di riabilitazione sia psicologica che nutrizionale, parallela, che parte dalle reali potenzialità e capacità dell'utente e che cerca poi di migliorarle anche da un punto di vista psichico. Noi in questi anni abbiamo seguito circa 2200 pazienti a livello ambulatoriale, ne seguiamo circa 300 all'anno ambulatorialmente. Un'altra cinquantina viene ricoverata nelle nostre strutture. Noi sappiamo che le persone ricoverate in struttura escono dalla struttura quasi sempre in un'ottima situazione di compenso psicofisico. Bisogna dire che situazioni di grandissima cronicità o di grande gravità non è possibile riportarle ad una situazione ottimale, si cerca però di fare un trattamento che, pur non permettendo la guarigione della malattia, però permette la sopravvivenza e la convivenza con la malattia stessa. A livello ambulatoriale i risultati sono molto buoni e noi sappiamo che guarisce circa il 50% dell'utenza anoressica, circa il 70-80% di quella che ha problemi di bulimia. Sappiamo poi che l'anoressia ha un problema di cronicità negli anni, mentre la bulimia purtroppo tende a ripresentarsi, però poi ogni episodio è di nuovo trattabile. Voi avete una comunità, le ragazze quindi vivono per un periodo in comunità, escono dalla famiglia? Le ragazze vivono in comunità, escono dalla famiglia, che però viene molto coinvolta nei processi di trattamento, e dopo essere state in comunità, se sono maggiorenni, vanno per un periodo in un nostro gruppo appartamento. L'obiettivo non è l'uscita dalla famiglia, anzi diciamo che l'uscita dalla famiglia purtroppo spesso è un elemento sfavorente, non piacevole sicuramente, però è vero che molto frequentemente la necessità di un trattamento più intensivo di quanto erogabile all'interno della famiglia richiede questo passaggio. E perché? Perché le famiglie possono non essere in grado di sopportare o di supportare adeguatamente la persona, per quanto amore o buona volontà ci mettano, ma il più delle volte perché la malattia è troppo grave per essere curata in quel momento col trattamento ambulatoriale. Noi abbiamo un blog in cui le nostre utenti scrivono settimanalmente, abbiamo poi un progetto ormai molto avanzato e di un portale che viene gestito da delle scuole del nostro territorio con la nostra consulenza, che l'anno scorso ha vinto anche il premio del MIUR a livello nazionale, che cercano di veicolare sostanzialmente dei messaggi sani sugli stili di vita dei giovani, non soltanto sugli disturbi alimentari ma prevalentemente. Perché questa attività e questa attenzione? Perché i disturbi del comportamento alimentare hanno un fortissimo terreno favorente in internet. Ci sono migliaia di siti pro anoressia e pro bulimia che insegnano alle ragazze come diventare anoressiche e come mantenere uno stile di vita anoressico. Quindi noi anche nel trattamento riabilitativo insegniamo a valutare criticamente questo aspetto culturale, sociale e mediatico anche attraverso proprio il fare un nostro blog, un nostro forum. Mentre aspetto il tuo ritorno, metto in ordine le idee, non so davvero in quale fortunato giorno da quella porta... Dottore, ci sono molte minorenni tra i suoi pazienti in cura? Le minorenni oggi come oggi sono la maggioranza delle prime visite, assolutamente sì, e non è aumentato il numero assoluto dei disturbi alimentari, però è sicuramente diminuita l'età di esordio della malattia, che ormai si colloca intorno ai 15 anni. Questo vuol dire però che noi vediamo utenti anche di 10-12 anni, con forme di anoressia e bulimia conclamate. Vincere, non c'è altro che vorrei, rincontrare gli occhi tuoi, cancellarmi e rinascere. Noi abbiamo individuato ormai da 10 anni una metodica che si chiama riabilitazione psiconutrizionale progressiva, che è un mix di molte attività, tra cui la psicoterapia e alcuni gruppi di psicoterapia, molto centrata per esempio sullo sviluppo di abilità delle famiglie, per le quali noi abbiamo un'attenzione molto profonda e particolare,
ma è anche tutto un mix di attività riabilitative e nutrizionali, di pet therapy, di musicoterapia, di attività espressive, che vengono fatte come attività di supporto, ma molto importanti nel trattamento di questi disturbi. Noi possiamo dire questo, che a livello nazionale, noi abbiamo la fortuna di collaborare con il Ministero in alcune ricerche, e a livello nazionale, oggi come oggi, noi sappiamo che circa 8-10 ragazze tra i 14 e i 24 anni sviluppano un qualche tipo di disturbo alimentare. Questo non vuol dire che diventano tutte anoressiche o che sono a rischio di vita, però vuol dire che c'è una numerosità enorme di disturbi del comportamento alimentare oggi nei paesi occidentali. Nel nostro territorio, noi siamo un centro di riferimento per l'intera provincia di Venezia, il dato non è dissimile. In Regione Veneto abbiamo un dato molto pertinente perché la Regione raccoglie da alcuni anni in maniera molto precisa tutte le attività sui disturbi del comportamento alimentare, perché noi sappiamo che ogni anno i 5 centri di riferimento che ci sono in Regione Veneto vedono più di 1000 nuovi casi. Dottoressa, associazione La Fenice Onlus, che cos'è? Allora, è un'associazione Onlus che si occupa dei disturbi del comportamento alimentare e che collabora con il Centro Disturbi Alimentari di Portogruaro. Grazie a questa associazione è possibile promuovere delle attività che vengono definite di mutuo aiuto, in modo particolare per le famiglie di pazienti che soffrono di anoressia e di bulimia prevalentemente. Vengono strutturati questi gruppi di aiuto per i genitori in cui viene dedicato uno spazio essenzialmente solo a loro, senza la presenza dei figli, innanzitutto per aiutarli, per dare proprio uno spazio di aiuto in modo che l'associazione possa sostenere il carico familiare comunque di avere in casa un paziente con disturbi alimentari. Inoltre serve proprio per confrontarsi tra loro, nel senso che diventano proprio una vera e propria rete familiare e tra famiglie, quindi intra e interfamiliare, che si sostengono tra loro. Questi gruppi avvengono ogni 2 settimane e si svolgono con l'aiuto di una psicologa che coordina l'attività. Dove vanno le nuvole nel loro farsi e disfarsi? Io una decina d'anni fa, volendo dimagrire qualche chilo, ho cominciato a restringere sempre di più e ho cominciato a dimagrire, e senza rendermene conto sono caduta in un problema più grande di me. Non riuscivo a capire cosa stava succedendo. Alla fine ho cercato da sola di capire cosa succedeva e ho capito che ero piombata in un problema che si chiama anoressia. Ho cercato tanti aiuti, ho trovato anche gli aiuti giusti più volte, ma non sono riuscita da sola ad uscirne, e tempo fa degli amici mi hanno nominato un posto qui a Portogruaro, un centro che aiuta persone che hanno questo tipo di problema, e ho deciso di farmi ricoverare. Sono entrata qui 6 mesi fa, ho iniziato un percorso che è stato inizialmente molto duro, molto forte per me, ma un percorso che ho ritenuto fin da subito valido. Era il sistema che serviva a me per riuscire ad ottenere qualcosa. Sono stati 6 mesi lunghi, però alla fine vedo che sono passati anche velocemente, difficili. Sono stata aiutata da uno staff a mio avviso molto competente e in gamba, e adesso sono alla fine, ho finito il mio percorso, sono molto felice e molto contenta di tornare a casa, e ho un po' di paura, ma esco con uno spirito nuovo, con la voglia di vivere, una voglia di vivere che avevo perso 10 anni fa, e che mi sento di dire che ho un po' riconquistato. Io non credo che dall'anoressia si guarisca con un ricovero o si guarisca in un battibaleno. Ci vuole un lento cammino e una prova costante a tentativi nelle esperienze della vita, e ad oggi mi ritengo fortunata per essere ancora qui, e ritengo che il mio cammino non sia ancora concluso.
Forse di strada no, anzi senza forse, sicuramente ne ho ancora da percorrere, però non tornerei indietro più, nel senso che oggi riesco a emozionarmi e riesco ad amare la vita.